Relazioni buone, di qualità, è il punto chiave della riflessione di stamani sulla piaga degli abusi nella Chiesa, riuniti ad Arenzano preti, vescovi, operatori pastorali e laici. Perché non ci siano più vittime in futuro occorre lavorare sull'origine delle relazioni. E stare attenti a tutti i segnali che ci dicono che la relazione c'è qualche difficoltà, c'è qualcosa che non funziona. E davvero come Chiesa è un momento anche di essere sempre più attenti, essere vicini alle vittime. Relatore Don Gottfried Ugolini, prete della diocesi di Bolzano-Bressanone, impegnato sul tema della tutela dei minori in ambito CEI. Le vittime sono molteplici, ha spiegato. Chi è stato abusato, chi ha abusato, le comunità, le famiglie e la Chiesa stessa. Di qui il valore del momento di confronto e formazione, promosso dalla Conferenza Episcopale Ligure, riunita su questi temi per la prima volta dopo il Covid. A volte si tendono a rimuovere certi problemi. Ecco, oggi è un modo per metterli in luce con chiarezza, anche se a volte questo mettere in luce con chiarezza alcune problematiche può anche disturbare o far male, ma questo è utile per non sbagliare. Ecco. Tant'è vero che l'invito è stato di moltiplicare incontri come quello di questa mattina nelle diverse diocesi della regione ecclesiastica. Più formazione, più informazione c'è, le cose procedono perlomeno in un'ottica di presa di coscienza maggiore. Dove si parla apertamente di sessualità e aggressione, la ricetta di Don Ugolini, si costruisce un clima di attenzione che fa bene a tutti. Questo è il grande contributo che sia gli operatori pastorali possono fare, sia anche i media. Ci sono di nuovo persone che svelano il loro vissuto, la loro sofferenza e solo in questo modo allora noi possiamo anche aiutarle. Ad Albenga ha sede l'Istituto di Pastoral Counseling, uno strumento a disposizione delle diocesi. In 3 anni fornisce a sacerdoti e operatori pastorali un percorso che termina con un diploma su come costruire relazioni buone.